Un po' di paura, un po' di tensione anche da parte dei clienti perché era un momento in cui c'era più di qualche cliente all'interno del punto vendita. Pochi minuti, ma che nessuno avrebbe mai voluto vivere. Sono le 19:15, praticamente a ridosso dell'orario di chiusura, quando due giovani entrano nel supermercato in via Cadute di via Fani, in centro a Fossò. I due sono travisati, passamontagna, guanti ed uno è armato con una pistola. La richiesta pronunciata in dialetto veneto è inequivocabile: dammi skei. Vogliono i soldi, ma qualcosa non va e solo la prontezza del direttore non fa degenerare la situazione. L'hanno chiesti ripetutamente. Poi alla fine praticamente una cassa non si apriva e allora gli ho detto io prendete i soldi che ci sono dentro la mia cassa, erano qualche centinaia di euro. Sono tesi, nervosi, i due rapinatori arraffano quel poco che c'è. Per il direttore sono un italiano e uno straniero ed è certo non sono veterani, anzi. Assolutamente non erano esperti perché mi davano l'impressione di essere due un po', forse è la prima volta o poco manca, insomma. I ragazzini, erano due ragazzini, giovani, giovani senz'altro. I due presi i soldi scappano a piedi, fanno perdere le loro tracce anche se le telecamere, 15 in tutto, non hanno mancato di immortalarli. Ora i filmati sono al vaglio dei carabinieri.